Buonasera a tutti ragazzi, stasera parleremo del Vangelo di Giuda, quindi davvero questo è un reperto davvero unico e storico dal punto di vista veramente a un testo davvero ragazzi esclusivo, un testo che ha fatto discutere storici, religiosi e filosofi, proprio come dico io, ha fatto discutere un po' tutti, quindi come ben sapete, quando si parla di religione, ragazzi, al finale ognuno vuole interpretare sempre a suo modo e quindi diciamo che si va a finire sempre che la maggior parte si bisticciano sempre perché ci sono cose che purtroppo nessuno vuole accettare oppure non accettano, quindi diciamo questo. In effetti, secondo diciamo questo reperto storico, ciao avvocatella, no, stavo parlando del Vangelo di Giuda che è stato diciamo tradotto e restaurato perché questo qua era diciamo dalle analisi condotte risaliva al 300 d.C., quindi un documento che riabilita la figura di Giuda Iscariota presentandolo come un esempio da seguire, quindi per essere un discepolo di Gesù più o meno. Quindi diciamo che credibilità può tenere un documento del genere. In effetti la traduzione ragazzi è stata fatta, quindi il papiro viene prima ritrovato in Egitto, ma purtroppo finisce sempre nelle mani sbagliate, quindi dei famosi trafficanti di antichità. Nel 2001 finalmente viene ceduto a un gruppo di restauratori, anche perché sta in pessimo stato, quindi ha bisogno di essere restaurato. Diciamo che la restaurazione, ragazzi, dura 5 anni, però dopo 5 anni, ragazzi, quello che esce fuori è davvero pazzesco. In effetti sta scritto in copto. Il copto in effetti è una lingua, diciamo, antichissima, tipo l'aramaico, quindi questo qua è tipo, che ne so, tanto per farvi capire, egiziano con caratteri del tempo, diciamo, di tipo religioso, quindi diciamo come un tipo quando si usano tipo un alfabeto Morse, diciamo, quindi un codice, va. Quindi lo devi codificare, quindi è una cosa. Ciao Jasmine. Quindi hanno fatto la traduzione dal copto e è uscito fuori un'altra cosa, ragazzi. Qua addirittura quello che sì, sì, è uscito fuori ed è pazzesco, ragazzi. Anche io adesso che ve lo leggo sono rimasto un po', sa, sbalordito da quello che è uscito fuori. Purtroppo questo reperto storico è attendibilissimo, questo è il problema, anche se la Chiesa, ripeto, l'ha fatto già, come sapete, quindi apocrifo, però vediamo cosa dice. Il testo dice che non vi sarebbe un Dio soltanto, accanto e sopra al Creatore ci sarebbe un Dio superiore, del tutto trascendente a quale bisogna tornare. Quindi già questo già è inquietante. Quindi il testo dice, questo è proprio sconvolgente, sta scritto. Non vi sarebbe un Dio soltanto accanto e sopra al creatore del cielo e della terra, ci sarebbe un Dio superiore del tutto trascendente a quale bisogna tornare. La terra sarebbe il regno del male da cui fuggire. Solo liberandosi del corpo si può trovare conforto nella salvezza. Quindi la salvezza non è frutto della morte e resurrezione di Gesù, diciamo che in effetti è diciamo una cosa un po' particolare, ragazzi, quindi è una cosa che neanche io mi aspettavo di leggere in effetti, quindi diciamo che la salvezza non è frutto della morte e della risurrezione di Gesù, ma dalla sapienza che Cristo porta dall'atto e che rivela a seguace più intimo Giuda Iscariota. Per liberarsi del corpo Gesù coinvolge Giuda, il discepolo eletto. Ma perché diciamo proprio lui ha dovuto tradire diciamo di Cristo? Che cosa tiene Giuda che gli altri apostoli non avevano? Diciamo, era un apostolo come lui. Gesù dice in questo Vangelo, ragazzi, apocrifo, ride dei discepoli che pregano il Dio creatore della materia, il Dio minore.
Quindi ritorniamo al fatto che non c'è un solo Dio in effetti, quindi c'è un Dio creatore della materia e poi c'è un Dio trascendente, quindi già qui si imbrogliano le cose, ragazzi, non so più davvero che credere più qua. L'idea che il Dio creatore sia una divinità inferiore è presente nello gnosticismo, una dottrina, ragazzi, più o meno tra il primo e il IV secolo. È un concetto, sì, sì, è un concetto che mina le fondamenta del cristianesimo, che crede in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Un concetto, secondo il Vangelo di Giuda, da combattere. Poi sentite qua, ragazzi, questa è ancora più fortissima la storia. La morte di Cristo ha un significato diverso. Non è il sacrificio per espiare i peccati dal mondo, per riconciliarsi con il Padre, ma è l'unico modo, sentite ragazzi, per liberarsi del mondo e della carne e abbandonare il Dio minore del creato per raggiungere il Dio trascendente. Per questo il Vangelo finisce con il tradimento, cioè la liberazione di Gesù non è contemplata nessuna risurrezione. Cristo non risorge dai morti e perché dovrebbe farlo? Dal momento che la salvezza sarebbe la fuga dal mondo materiale. Quindi una teoria, ragazzi, proprio inquietante, diciamo, cioè in effetti questo Vangelo che è datato, diciamo, a quel tempo, non dico a quel tempo perché non è quel tempo là, ma dice tutta un'altra cosa, ragazzi. Questo qua dice che non c'è un solo Dio, ci sono due Dio, uno della materia e un altro trascendente. Quindi noi, Gesù non è venuto qui per espiare i peccati del mondo, ma per liberarsi, diciamo, dal corpo e raggiungere il Dio trascendente. Quindi dice che il male sta qui sulla terra, in effetti. Quindi eccolo qua, ho fatto proprio una ricerca esagerata oggi per fare questo testo, però la terra sarebbe il regno del male, da cui fuggire. Solo liberandosi del corpo si può trovare conforto. Quindi la salvezza non è frutto della morte e risurrezione di Gesù. La sapienza che Cristo porta dall'atto e rivela al seguace più intimo Giuda Iscariota. Quindi Giuda era stato comandato a far uccidere, diciamo, Gesù. Quindi era stato stesso Gesù a dirgli che lo doveva tradire. Quindi Giuda non l'ha tradito. Giuda ha fatto solo una cosa che aveva Gesù ordinato a lui. E quindi, diciamo, ragazzi, è un concetto proprio. Qua addirittura la morte di Cristo non ha un significato canonico, voglio dire. Non è un sacrificio per espiare i peccati del mondo, per riconciliarsi con il Padre, ma l'unico modo, bensì che ha Gesù, di liberarsi del mondo e della carne, abbandonare il Dio minore, cioè quello materiale, e raggiungere finalmente il Dio trascendente. E dice, questo è l'ultimo pezzo che dice questo papiro, poi per questo il Vangelo finisce con il tradimento. La liberazione di Gesù non è contemplata nessuna resurrezione di Cristo perché mai dovrebbe risorgere. Quindi Gesù ha fatto questa cosa per fuggire da questo mondo materiale. Quindi una teoria Jasmine inquietante, in effetti qua si parla proprio di altre cose proprio, quindi cose che la Chiesa purtroppo ha ritenuto apocrife e quindi non ha fatto un buono studio e giustamente come tutti i Vangeli che non dicono quello che dice la Chiesa, ragazzi, questi vengono messi da parte. Anche però dicono questi traduttori di Coppola e tutto ciò, dice che purtroppo in effetti questo Vangelo è autentico. Quindi a finale è l'unico, diciamo, i Vangeli apocrifi ci sono gli unici che davvero sono autentici, ma però la Chiesa è quella che è autorizzata a dire se è vero oppure no. Quindi hanno fatto la radiazione a carbonio, hanno fatto di tutto. In effetti tutti questi Vangeli, specialmente questo qui, dicono, sono credibilissimi, dicono, purtroppo sono parole che sono il contrario di quello che noi abbiamo sempre saputo e quindi nessun papa, nessun religioso mai accetterebbe una cosa così, quindi
In effetti qui non si parlerebbe di un Dio soltanto, ma di due Dio. In effetti un Dio materiale e un Dio trascendente. Quindi Gesù non sarebbe venuto per espiare i nostri peccati, ma bensì per liberarsi, perché dice che il male è qui sulla terra. In effetti il regno del male, eccolo qua, la terra sarebbe il regno del male da cui fuggire. Solo liberandosi del corpo si può trovare conforto con la salvezza, diciamo. Quindi noi per salvarci, diciamo, da tutto ciò, una volta che siamo morti, la salvezza è a nostra portata. Quindi il mondo del male, diciamo, è questo qui, in effetti. Sì, avvocato, vabbè, io ho fatto il video per, giustamente per, molti avevano detto i Vangeli apocrifi, quindi ho trovato questo qui, ho dovuto un po' studiare per la traduzione, un casino per questo, quindi ho dovuto scriverlo su un foglio perché era troppo lungo, quindi diciamo non è che io credo in questo con sincerità, perché anche perché pure per me, diciamo, è una cosa allucinante, però il problema che più mi rimane è originale, diciamo, questo apocrifo, come pure l'altro, sono dei testi autentici, quindi scritti a quel tempo, scritti in quella lingua che, ripeto, il copto, ragazzi, è come un codice, quindi è la lingua egiziana in codice, quindi il codice era quello che usavano i religiosi per non far capire a nessuno la verità, quindi in effetti è come un enigma, diciamo così, quindi lo facevano di proposito per non far capire a tutti quello che stavano scrivendo, quindi risale a quel tempo lì, quindi è quella la cosa più che mi, diciamo, mi fa, diciamo, pensare a volte. Quindi ci sono delle brutte verità che purtroppo, ripeto, non siamo tutti aperti mentalmente, tutti quanti siamo convinti che quello che ha detto la Chiesa sia la verità, però non è vero, ragazzi, quindi man mano che più avanti si va, e allora il fatto che, allora quello che dico io, il fatto degli alieni, personalmente, non la trovo una teoria molto valida, anche perché è tutto perfetto, quindi non credo che sia partito tutto dagli alieni, anche perché, ragazzi, anche pur ammettendo l'esistenza degli alieni, ma nulla nasce dal nulla, quindi anche gli alieni dovrebbero avere un creatore, come qui dice, in effetti qua dice, qua ci stanno due creatori, in effetti, uno ha fatto il mondo materiale, ma l'altro che sta ancora più sopra, quindi come vedete già qui si incomincia a capire che in effetti c'è stato uno sì che ha fatto il mondo materiale, però ce ne sta ancora uno più sopra, cioè il padre proprio, che è trascendente, quindi già qua incominciamo a vacillare con la mente, diciamo, in effetti c'è stato il creatore, diciamo, del cielo e della terra, quindi uno che ha fatto, ha dato inizio a tutto, che non è il vero Dio, perché il vero Dio è trascendente, quindi per arrivare a quello stato lì, diciamo, lo so, Jasmine, purtroppo io ti parlo della traduzione di questo, diciamo, Vangelo apocrifo di Giuda che risale, diciamo, a questo tempo qua, 300 d.C., quindi io non è che dico che uno ci debba credere oppure no, io ho solamente fatto un video che ho fatto la traduzione di quello che dice, in effetti, anzi l'hanno fatto loro, io l'ho tradotto solo dal russo e dal giapponese perché l'ho trovato in due parti, quindi in russo e in giapponese, quindi neanche in italiano, in spagnolo, in inglese l'ho trovato, quindi il concetto però ci sta anche in italiano i Vangeli gnostici che ne parlano, quindi al finale mi interessava solo questo qua, diciamo il Vangelo di Giuda, perché l'altro Vangelo già l'ho fatto, quello sì, sì. No, no, è la traduzione che dura, poi l'ho dovuto scrivere perché era lungo, quindi a memoria chi se lo ricordava, diciamo, a parte la traduzione russo e giapponese, poi al finale erano uguali le parole, però volevo vedere se si trovavano, capisci? Se dicevano la stessa cosa. In effetti sia giapponese che russo dicevano la stessa cosa, solo che erano lingue diverse, però
ho dovuto fare un confronto fra tutte e due e dicevano la stessa cosa. Poi l'ho trovato in italiano, solo che lì parlava di tutti i Vangeli un po'. Sì, sì, e quindi al finale si trovavano tutte le parole, solo che era in lingua diversa. Quindi, mo, sinceramente, ragazzi, io non so se sia vero o poi, però so sicuramente che la Chiesa, come ho sempre detto, avrà mentito a tutti e quindi un po' di verità sta qui, un po' di verità sta qui e diciamo che hanno fatto come volevano loro, come dico io, e quindi ho preso i pezzi più che mi interessavano e ho tolto tutto quello che non mi piaceva. È come se adesso su questo tavolo che sto facendo il video, vedete, c'è questo foglio in mano, questo foglio va bene, questo qua non va bene, questo qua sì, no, questo non va bene, questo lo tolgo e poi faccio un solo, di questa è la Bibbia, sarebbe la stessa cosa. Cioè adesso qui c'è 50.000 fogli, se io faccio, dicevo questo non è vero, questo non è vero, poi li raccolgo quelli che mi servono, dico questa è la Bibbia. Così hanno fatto loro a quel tempo. Quindi diciamo che è davvero inquietante capire la verità, quale sia, quale non sia, anche se il fatto, come ho sempre detto io, è il fatto che diciamo che la Chiesa, quella là che sta adesso, non è la Chiesa di Dio, quindi l'ho sempre detto, avete visto sul canale a volte stanno proprio, non voglio chiamarli bigotti o fanatici religiosi, no? Perché sarebbe anche giusto chiamarli così, però ci sta proprio gente convintissima a 1000 per 1000. La signora, ad esempio, mi diceva che era stata aiutata dai sacerdoti e quindi per lei, anzi, erano tutti sacri. Ma non significa che solo che te hanno aiutato tutti quanti i preti e tutti il Papa compreso, il Vescovo compreso, siano dei santi. Quindi è stato un caso eccezionale che a te ti hanno aiutato e basta, ma il problema che io dicevo alla signora, signora cara, hanno aiutato solo a te, ci stanno milioni di persone che stanno lì che muoiono di fame, hanno aiutato a te, quindi che puoi dire di loro? Puoi dire sono bravissima gente, aiutano il prossimo, solo perché hanno aiutato una persona, o due, o tre, o quattro, o cinque. Là fuori ce ne stanno miliardi, non 5, 10 o 100. Quindi ho detto ci sono ancora, diciamo, preti che fanno ancora del bene, anche se stanno nello sbaglio, però fanno ancora delle azioni buone. Quindi io non giudico queste persone, anzi per me massimo rispetto per queste persone. Però ciò non vuol dire che, diciamo, la Chiesa è perfetta. Cioè, ha trovato delle persone di cuore che l'hanno aiutata nella sua vicenda, come anche qui a Matieno, ragazzi, tante persone non hanno soldi e vengono aiutati dal parroco di qua, chi paga la luce, chi può aiutare a portare la spesa, chi può aiutare a fare questo, quindi è un bravo prete, sì, però purtroppo ragazzi non sono tutti uguali, quindi poi quando escono fuori preti pedofili, preti che hanno la moto di lusso, allora che dobbiamo dire a loro? Sì, purtroppo, come ho detto alla signora, cara signora, io non metto in discussione che ci sono preti buoni, vescovi buoni. Alcuni preti, per aver detto la verità, come dico io, sono stati cacciati fuori dalla Chiesa, quindi sono stati buttati fuori perché non condividevano le idee di Papa Francesco. E Papa Francesco ne ha cacciati parecchi di preti che noi non sappiamo. Purtroppo queste cose non si sanno, ragazzi. È come quando viene il terremoto e poi il giorno dopo. E mi dite Peppe, ma come mai la TV non ne parla? La stessa cosa qua, ragazzi. Tanti preti vengono espulsi dalla Chiesa perché non sono concordi con quello che dice la Chiesa. Solo, ma chi lo sa, ragazzi? Nessuno di noi lo sa. Quindi si viene a sapere sempre dopo, ma in forma lieve, diciamo, oh sapete quel prete aveva detto che la Chiesa sta andando così a male, tutto in marcia, e quello è stato espulso dalla Chiesa, ma però sono notizie che nessuno vi dice perché non conviene a nessuno e quindi stanno tutti zitti. Quindi poi ci sono pure, ho detto il 90% della Chiesa è corrotto, il 10% ancora si salva, ci sono preti bravi che ancora usano la povertà, ancora fanno questa cosa di Gesù, diciamo che stanno umili, diciamo, ci sono ancora ragazzi, purtroppo è solo il 10% di questi preti in effetti, quindi che fanno questo voto di castità, che fanno questo voto, anche se il voto di castità ragazzi, ripeto, nessuna Bibbia dice che i preti non si possono sposare, anzi Dio in certi Vangeli sta scritto che devono prendere moglie. Stesso Pietro e Paolo avevano moglie, ragazzi.
i discepoli di Gesù, alcuni discepoli, erano sposati, ammogliati e coi figli. Quindi ecco perché ragazzi non torna nulla. Quindi il Vaticano poi ha messo questa regola che non si devono sposare, si devono sposare con Dio. Cioè proprio una regola assurda. Cioè questo non l'ha detto. Sì, appunto dico, purtroppo loro tendono a dire che ti devi sposare con Dio, ma perché? Lì erano tutti ammogliati a quei tempi, ragazzi. Quindi addirittura si dice che Gesù aveva una compagna. Che io non ci vedrei, guarda, io non ci vedrei nulla di male. Maria Maddalena, sì, lo so, ma io non ci vedo nulla di male, ragazzi. Solo perché è il figlio di Dio, perché non dovrebbe avere una compagna, fatemi capire. Cioè, perché vogliamo incolpare che i discepoli di Gesù avevano moglie e figli? Allora, solo perché loro fanno un ordine religioso così non devono essere sposati, non è giusto. Anche perché poi vedi che succede poi alla fine, chi viene scoperto con una signora, chi viene scoperto con... Parliamoci chiaro ragazzi, qua nessuno è di ferro. Quindi diciamo che come sempre si dice la carne è debole per l'amor di Dio. Quindi quando si è giovane si è tentati moltissimo, poi più vai avanti con l'età più passa questo desiderio diciamo della carne. Però al finale quando un apostolo di Gesù aveva tipo 24-25 anni, ma parliamoci chiaro, la tentazione diciamo non può... E poi un'altra cosa che io dico, la cosa più brutta è che Dio nel Vangelo quell'altro là, nei papiri, quell'altro là, dice che nessun uomo deve fare qualcosa che non le, diciamo, io se oggi non voglio pregare, non lo devo fare perché nulla è nascosto a Dio. Quindi se io non posso dire Dio, io faccio opera di castità quando poi a me non mi piace, faccio un esempio, no? Quindi non devo fare una cosa che Dio sa che non mi piace. Quindi Dio dice io ti voglio per come sei. Quindi non devi essere obbligato da me a fare una cosa che a te non piace. È come se a me mi dice Giuseppe devi mangiare, faccio un esempio, una cosa che a me non piace, io me la mangio pure per farti contento, però sai poi che non mi piace, anche perché a Gesù poi non è che potevi dirgli una bugia, anche perché sapeva la verità, quindi se lo faceva a malavoglia lo avrebbe saputo, quindi non fare ciò che non ti piace. Dice Gesù, se oggi non ti va di pregare, non farlo perché nulla mi è nascosto, quindi parlava bello chiaro chiaro, quindi però alla Chiesa questo Gesù non piace, quindi è un Gesù un po' diverso. Quindi ha inventato sto castigo, allora il prete non si può sposare, poi diciamo, allora guarda, io non credo, sinceramente, come ho sempre detto, ragazzi, indipendentemente da tutto quello che io leggo, che trovo, io credo sicuramente nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, questo è poco ma sicuro. Poi, come ho sempre detto, ragazzi, non credo negli altri, ma non che non credo, non li venero solamente, cioè la Madonna, i santi, cioè non lo venero nel senso che non lo prego, non lo venero. La Madonna era una persona come me, San Giuseppe era una persona come me, Padre Pio era un uomo di Dio. Sono persone che erano uomini di Dio, non si mette in dubbio. La mamma di Dio è la mamma di Dio, per l'amore il massimo rispetto, però nella Bibbia sta scritto che non avrai Dio all'infuori di me. C'è scritto chiaro, non l'ho fatta io la Bibbia. Quindi non si deve pregare, diciamo, a altre persone che non siano Gesù o Dio. Quindi puoi arrivare a Dio solo attraverso Gesù. Quindi io ho questo concetto qua. Quindi per altri può essere sbagliato, per altri può essere giusto. Quindi io non vi dico a me se voi pregate la Madonna, pregate tutto, figuratevi. Personalmente ragazzi, ma a me cosa importa? Ognuno poi pensa a modo suo, se è giusto per te pregare la Madonna, fallo, se è giusto pregare i santi, fallo, però nella Bibbia c'è scritto chiaro e tondo che bisogna pregare solo a Dio oppure al Figlio per arrivare al Padre, quindi la Bibbia non potete almeno dire Giuseppe l'ha fatta tu, quindi non l'ho fatta io, come ha detto la signora. Giuseppe, ma tu le cose le dici tu? No, veramente io non le ho lette sulla Bibbia. Come pure i testimoni di Geova ragazzi, io ripeto, è una setta per me.
però ci sono delle verità pure da loro. Quindi in effetti tutte le religioni, ragazzi, è come se ogni religione ha tipo... Allora, io a Padre Pio lo ammiro moltissimo, quindi io lo ammiro, però non dico Padre Pio, io dico Padre Pio fammi stare bene e tutto, però non lo prego, diciamo, quindi in effetti non devo pregare prima Dio, prima Gesù, poi infine, siccome io sono non devoto, ammiro Padre Pio, allora dico Padre Pio fammi stare bene, però non dico Padre Pio chiama il padre per farmi stare bene, quindi è una cosa diretta fra me e lui e basta, non chiedo che lui intervenga, faccia l'intercessione per Dio per farmi stare bene, questa è un'altra cosa. È una persona di Dio che io ho ammirato, mi vedo sempre il famoso Padre Pio di quel film che ha fatto Zeffirelli, che mi piace moltissimo, lo vedo un sacco di volte, e anche lui nel finale del film, anche se è un film, dice che Dio so del suo corpo, è fatto la passione nel suo corpo e quindi i miracoli non l'ha fatti lui ma l'ha fatto il padre, lo dice al finale del video, quindi lui quando viene, diciamo, nel finale che il prete lo va a confessare, che dice dimmi chi sei, che fino all'ultimo Padre Pio è stato sotto processo, che non lo credevano, nel finale come dice il prete, Gesù Cristo, Dio cammina sulla terra solo che siamo ciechi e non lo vediamo. In effetti non era Padre Pio, ragazzi, era Dio. Quindi non è che i miracoli li ha fatto Padre Pio, li ha fatti Padre Pio, i miracoli li ha fatto Dio attraverso Padre Pio. Quindi diciamo che quello che stava giù era Dio nel corpo di Padre Pio. Quindi è un'altra cosa, ragazzi. Però l'uomo, diciamo, l'uomo Padre Pio era, diciamo, non un servo perché sarebbe, era un discepolo che era stato scelto da Dio. Quindi è così, ragazzi. È un'altra cosa. Non dico Padre Pio, pure io lo ammiro moltissimo, vedi film e cose, però pregare è un'altra cosa, ragazzi. Come pure la Madre di Dio, in effetti tutti quanti a dire la Madonna, la Madonna. Allora, voi avete visto tutte queste apparizioni che ci sono in giro, quindi Fatima, tutte queste Madonne che si vedono nel mondo che appaiono. Come dice, come dicono ragazzi quando dicono se pure scendesse un angelo e vi direbbe un'altra cosa che non vi ho detto io, non lo credete mai. Quindi queste sono le parole di Dio e di Gesù. Quando pure un angelo scendesse dal cielo e vi direbbe il contrario di quello che ho detto io, non lo credete. Questo non l'ho scritto io, la Bibbia ragazzi, ripeto, non l'ho fatta io. Però se andate a trovare queste parole le troverete lì, quindi nella rivelazione ci sono queste testuali parole, pure quel giorno che scenderebbe un angelo dal cielo direbbe che lo dovete pregare, non fatelo perché le parole l'ho fatte io, quindi lui lo dice chiaramente, quindi non possiamo adorare qualcosa che vediamo dal cielo e non il Padre. Ciao Lupus, quindi diciamo che poi ognuno ragazzi è libero, ripeto, ognuno ha la sua visione, quindi io non giudico nessuno, purtroppo a volte nessuno vuole avere diciamo un po' la mente aperta come dico io, quindi i testimoni di Geova da un lato allora è una setta come ho detto prima, però certe cose hanno ragione, infatti il fatto del battesimo loro hanno ragione quando dicono che si deve avere fede in Dio e poi battezzarsi, su questo loro hanno ragione. Poi sul fatto, appunto, Jasmine, questo è il problema. Quindi i testimoni di Geova poi hanno l'altro concetto, in effetti, di non venerare i santi. E questo è anche un concetto esatto. Perché nella Bibbia nostra, ragazzi, quella cattolica, non quella dei Geova, ciao Olivia, lo stesso dice che non bisogna, non avrai Dio all'infuori di me, non farti immagini e sculture. Sì, l'ho vista Lupus, l'ho vista che c'è stata una strage dei festeggiamenti di Halloween, ma succede ogni anno lì, è sempre così. In effetti lì quando ci sta questo casino lo fanno di proposito, secondo me. Sì, ad esempio, so quello della Madonna di Fatima, addirittura diciamo questi qua si sono arricchiti tutti quanti, i veggenti,
chi si è comprato un albergo, chi si è comprato una casa a Miami con la piscina, quindi chi addirittura la ragazza, ad esempio, ha aperto un hostel dove si paga una barca di soldi, ogni stanza c'è un santo scritto, quindi in effetti c'è andato un mio amico, ragazzi, e dice che in ogni stanza ci sta un santo, in base alla sala pagate il doppio, quindi se per puro caso voi scegliete la stanza numero 20, faccio un esempio, che è quella dove sta scritto Padre Pio da Pietraccini, chissà quanto pagate, capì? Poi se scegliete quello di D, secondo me ci vuole 1 milione di euro, quindi, ma pensate un po', dai ragazzi. Quindi questa, diciamo, veggente, questa qui che è apparsa la Madonna, si sta arricchendo con questo ostello che ha costruito con i soldi, diciamo, delle persone che sono andate lì e hanno fatto, diciamo, come si dice, gli hanno dato i soldi e quindi sì, Jasmine, sì, Maria, quella lì, la veggente, quella lì che sta ultimamente sta ancora lì, perché gli altri due, i due maschietti, uno sta lei e uno sta in America, ha comprato una piscina, una casa con 1 milione di euro, quindi delle persone, ragazzi, che non potevano mangiare, parliamo di persone che non potevano mangiare lì. Questa qui è finale, la veggente quella là principale, ragazzi, addirittura ha aperto un ostello, diciamo un hotel, come lo vogliamo chiamare. E ogni stanza, ragazzi, potete trovarlo su internet, non è che Giuseppe Mecchiore vi dice bugie. Ha aperto un tipo, un hotel dove vai a fare la notte quando vai giustamente lì in pellegrinaggio. E si paga una barca di soldi, ragazzi. Il mio amico una notte ha pagato 120 euro. E in base poi, se vuoi avere una camera dove il santo è maggiore, paghi di più. Quindi tutte le saponette, tutto quello che c'è dentro, ragazzi, è tutto bello di tipo religioso, tipo croci, tipo queste cose qua. Però, ragazzi, è come andare in 5 Stelle, quindi è una cosa pazzesca. E questo, diciamo, ostello è stato costruito con i soldi della gente che è andato lì a fare le donazioni. Altro che poveri. Quindi, ragazzi, come faccio io a credere che lì sia apparsa la Madonna? Sì, sì, Luz, c'è la saponetta con l'immagine, tutto lì, tutto pure l'erogatore del sapone. Cioè, fatto tutti con i soldi che sono andate le persone lì a fare donazioni, ragazzi, eh. Sì, sì, sono religioso, solo che dico la verità, quindi mi dispiace, sono cattolico, non sono né testimone di Geova, non protestante come qualcuno diciamo, mi dice che io sono protestante, ma protestante di che? Nel senso che dico la verità. Questo non è significa protestante, è un'altra cosa. In effetti io dico solo quello che vedo, quindi se io vedo Gesù, questi hanno visto la Madonna, sono anni che incassano soldi e non cacciano nulla, quindi l'unico che ha fatto una cosa buona è stato Padre Pio, quindi io perciò ammiro Padre Pio. Padre Pio lo ammiro perché lui ha raccolto dei soldi, ragazzi, e ha aperto, diciamo, diciamo, era un ospedale lì. E lì, quello è una cosa che io ho apprezzato, cioè lui con i soldi non se ne ha mai fatto nulla. L'unico, allora guarda, te Reset Gam, l'unica persona che è veramente stata di cuore è stato Padre Pio, dei soldi non se ne è importato proprio, allora tanto di cappello per Padre Pio. Però i veggenti di Fatima no, te chiamano, tu se puoi andare a vedere su qualsiasi pagina di internet. Hanno chi si è comprato casa da 1 milione di euro, chi ha fatto questo stelle e ci sta ancora guadagnando tuttora, chi vende tutte le cose che vendono lì intorno, è tutta roba loro, quindi non mi puoi dire che, cioè non è credibile il fatto, mentre Padre Pio ragazzi l'ha fatto senza, era povero, quindi l'ha fatto in povertà, allora io posso dare ragione a Padre Pio che è stato, diciamo, è sceso Dio nel suo corpo e ha fatto questi miracoli, quindi era come se Dio e Gesù fossero scesi qua e stavano dentro noi, quindi è un'altra cosa, invece questi vedono apparizioni, poi parliamoci di telecamere, non per qualche cosa, no? I miei amici sono andati lì, sì, pure San Francesco lo stesso ha fatto voto di povertà e tutto.
ma io ho detto Padre Pio perché è quello più recente, diciamo, a noi. San Francesco già è più, molto più antico rispetto, io ti sto parlando proprio degli ultimi tempi, in effetti. Quindi dico io, no, questi veggenti dicono alla Madonna ci vediamo domani alle 5. La Madonna arriva domani alle 5. Ragazzi, dai, non mi potete dire che io faccio l'appuntamento con la Madonna, con Gesù o Dio. E puntualmente quando il veggente dice che arriva alle 5, questo si presenta alle 5. Se quello dice oggi non venite, quello non viene. Cioè, è un po' assurdo. Eh sì, su, Lupus, è strano, ma è così. Tu puoi aprire tutte le pagine di internet, aprile tutte. Allora vedi, Reset, io ammiro Padre Pio perché lui ha fatto cose perfette secondo me. Lui ha fatto quell'ospedale con i soldi che, diciamo, la povera gente ha donato a lui. Lui non ha toccato un centesimo, ragazzi, quindi perciò io dico Padre Pio e, diciamo, e non lo so, guarda, Lupus, è una bugia. Però nel caso di pioggia sì, in effetti c'è stato, stavano sotto la pioggia, quindi so che c'è stata questa cosa qui, che stavano sotto la pioggia, però voglio dire io non posso dire alla Madonna, voi ci vediamo domani mattina e no, non venire alle 5, facciamo alle 7, dai ragazzi, assurda. No, no, in casa di pioggia pure è venuta comunque, non preoccuparti, però è la cosa ridicola è che, sa, uno fa l'appuntamento, dice no, non venite qua, anzi poi un'altra cosa ragazzi, non ci vediamo qua, ci vediamo sulla montagna dall'altra parte e la Madonna va lì. Ciao ragazzi, però non mi potete dire che, dai, che la Madonna è telecomandata, cioè non puoi permetterti di comandare Dio oppure Gesù oppure la Madonna. Invece Padre Pio, ragazzi, io non posso dire, non posso parlare male di nessuna ragione, non ho motivo, capite? Quindi la gente che a volte mi accusa, sei cattolico, sei protestante, no, non l'ho visto perché internet, devo vederlo però. Lo troverò se mi faccio un video, no, non lo so, non so nulla, quindi ti dico una bugia se ti dico qualche cosa. Diciamo Padre Pio, ragazzi, ha fatto tutto in modo povero, andava a portare il pane per le case, il pane che toccava a lui lo portava ai poveri, ragazzi, ha fatto davvero delle cose eccezionali, quindi su Padre Pio perlomeno io non posso avere dubbi, in effetti ha fatto delle ottime cose, anche se ripeto, io non è che non lo prego, oppure io dico che è un uomo di Dio, un servo di Dio. Quante volte ho detto Padre P, fammi stare bene, oggi non mi sento bene, l'ho detto pure io, ragazzi, vi ripeto. Però per gli altri ragazzi io non ho mai speso una parola, in effetti, perché di Padre Pio ho la certezza che ha fatto delle opere ottime, quindi anche i soldi è stato, è nato povero e morto povero. I soldi che ha incassato tutti quanti, ha costruito delle opere, degli ospedali, quindi io non posso parlare, ragazzi, no, e sarebbe sarebbe ridicolo se io parlassi male di Padre Pio, non posso. Quindi per me, invece se invece mi venite a dire la Madonna di fatemi i veggenti, allora io vi dico aspetta un attimo e ti faccio la storia poi. Quindi non è perché io non sia cattolico, quindi è perché in base a quello che tu mi vieni a dire io ti rispondo. Quindi se mi parli di Padre Pio, allora alzo le mani e non si mette in dubbio. Però se mi viene già a parlare dei veggenti e dei Fatima e cose, no, dico aspetta un attimo. Questi si sono arricchiti, stanno ancora arricchendo. Con i soldi delle offerte chi si è comprato casa da 1 milione di euro, chi ha aperto un hotel e fa ancora tuttora, diciamo, chi ha aperto un ristorante e fa mangiare tutti i turisti che arrivano. Ragazzi, questo è commercio. Quindi non mi potete dire, Giuseppe, tu perché dici così? Perché lì, ragazzi, è evidente. È un business che non mai finisce. Invece Padre Pio faceva questa raccolta di soldi e poi un bel giorno, quando ha raccolto tutto, ha detto "Ah, adesso apriamo l'ospedale, quel famoso ospedale che anche nel film si vede che lui apre questo ospedale e poi scherzosamente dice speriamo però che non mi ricoverano a me qua". Quindi è sempre stato uno di battuta, anche lui era molto duro comunque come cappuccino, quindi se ti doveva dare uno schiaffo quello te lo dava, quindi
l'ho sentito da chi ci è andato e chi l'ha conosciuto, quindi era energumeno, come dico, come dicevano. Allora, questo Vangelo qua in effetti è stato un po' una situazione quasi assurda per me. In effetti dice che non ci sta un solo Dio, ma ci sarebbero due Dio in effetti, uno materiale e uno trascendente, quindi ci sarebbero due Dio, non un Dio. Ci sarebbe un Dio soltanto accanto, a sopra ci sarebbe un altro Dio, trascendente. Poi dice che la terra sarebbe il regno, diciamo, del male da cui fuggire. Quindi Gesù in effetti non, diciamo, non è morto per liberare i peccati, diciamo, dal mondo, ma bensì per tornare, diciamo, dal Padre trascendente. Quindi, diciamo, una cosa un po', diciamo, che non manco io non ho mai sentito, ragazzi, la verità. Però tradotto è questo quello che diciamo, che per liberarsi dal corpo Gesù coinvolge Giuda, diciamo, per farlo uccidere. Quindi Gesù obbliga a Giuda di fare questa cosa. Quindi è un po' un casino questo, diciamo, sta scritto in copto, che è una lingua, come ho detto io, tra, diciamo, l'egiziano e una forma, diciamo, di scrittura, diciamo, tipo criptofata, quelle cose tipo che dovete capire, quindi nel senso è un enigma in effetti, quindi era per non far capire a tutti il testo religioso. Non lo so, Jasmine, ma può darsi pure che sia così, loro, diciamo, hanno fatto questa cosa qui, poi può darsi pure che Dio da ascendente Jesus e poi c'è Dio Padre, quindi questo non lo spiegano, in effetti spiega solo così, può darsi pure che come dici tu, eh. Quindi la morte di Cristo ha un significato diverso, dice, non è un sacrificio per spiare i peccati del mondo. No, 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 non ho nessuna laurea, mi dispiace. Ho un diploma in padrone marittimo, quindi diciamo dovevo portare ufficiale di bordo, quindi però non ci sono andato perché ho paura di stare sulla nave, quindi in effetti dovrei stare su una nave a fare il sottufficiale al massimo, diciamo, di bordo vicino al capitano, solo che io ho paura proprio, però sarei pure di cucina perché al finale poi ho sbagliato scuola, secondo me dovevo fare alberghiero perché sono molto bravo a cucinare, quindi ho sbagliato a diplomarmi ragazzi, quindi non dovevo fare padrone marittimo, ma diciamo dovevo fare alberghiero, quindi ho sbagliato indirizzo. Quindi diciamo che no, no, tutte queste cose che io sono anni e anni che faccio YouTube, dal 2007 sto qui ragazzi, quindi ne ho fatti di video. Allora io dovevo avere 9700 video ragazzi, però siccome YouTube ultimamente ha fatto fuori molti video che sapete con le immagini, copyright e tutto questo qua, ci ha fatto cancellare tutti i video, quindi quelli lì che erano tipo avevo preso un'immagine da internet non andava bene, quindi ci ha zerato tutti i video, anche perché perciò so tutte queste cose perché sono anni e anni che faccio questo, diciamo, questa cosa, quindi è una cosa che mi piace a me, lo faccio pure per sono uno che mi piace proprio queste cose qua, quindi diciamo ultimamente ho deciso proprio di non fare più video che terminano così, cioè un rapporto diretto con le persone, quindi a volte faccio il testo sì, giusto per spezzare un po' la cosa, quindi faccio un video con il testo e finisce là, però la maggior parte dei miei video è diretta, quindi è come se stessimo collegati uno con l'altro su WhatsApp e scriviamo. Quindi tu dici una cosa, io ne dico un'altra, un altro mi fa una domanda, quindi è come se stessimo tutti quanti su una chat, diciamo così. Quindi è meglio così perché, ma no, Jasmine, in effetti io come sempre detto, ragazzi, uno deve rispettare
se uno non crede, che ne so, nella Madonna, ma mamma mia, uno non è che posso condannarti. Oppure se uno crede in Buddha, che devo fare? Ognuno crede quello che vuole. Poi quando sarà la fine, ragazzi, vedremo chi avrà sbagliato e chi no. E come ho sempre detto qua, massimo rispetto per tutti, quindi, però l'ho sempre detto, però non potete insultare solo se uno non crede oppure no. Quindi volete contestare, fatelo pure con me in maniera ragionevole, come ho sempre detto. Quindi non è che io dico che non mi potete contestare pure a me che faccio il video, però se mi prende a brutte parole un giorno, 2 giorni è normale che poi lo banno, non è perché io lo voglio fare. Però a volte ti scrivono delle cose finché mi contestano normalmente, ma non è che io dico una cosa e poi figlio di sei un questo non va bene, dai, il rispetto ci vuole, non è che io solo perché ho fatto una ricerca e è uscito fuori questo, faremo una maxi chat. Guarda, io a volte, guarda, io tra tutte le cose che io ho letto, te l'ho detto, sono 12 anni che sto qua diciamo, su YouTube. Io a volte ho più pensato, e la linea a volte pure a me, ragazzi, va, quindi non pensate che io penso che i Vangeli apocrifi sono quelli là più significativi, in effetti. Non capisco, capisco perfettamente perché la Chiesa ha usato altri Vangeli, perché quei Vangeli che ha usato fanno comodo diciamo, alla Chiesa, quindi se io avrei detto che questo Vangelo qui, tipo il Vangelo di Giuda, fosse vero, e ragazzi, questo sarebbe non sarebbe possibile. Oppure se il Vangelo di San Tommaso, gli altri Vangeli apocrifici, e sarebbe un casino, come quello lì che dici, è stato Costantino, sì, lo so, Jasmine, se quel Vangelo lì, quello là che dice il regno di Dio è dentro di te, è tutto intorno a te, non in templi di pietra o di legno, solleva una pietra e io ci sarò, spezza un pezzo di legno e mi troverai. Queste 4 parole, ragazzi, avrebbero cambiato per sempre il mondo della religione, per sempre. Quindi sta scritto che il regno di Dio è dappertutto. Quindi io non ho bisogno di andare in chiesa per trovare Dio, non ho bisogno di un'istituzione fatta di cemento per trovare Dio, non ho bisogno di un'istituzione fatta di legno per cercare Dio. Quindi Dio è ovunque, anche adesso che stiamo parlando di te qua solo sulla diretta, quindi non c'è bisogno di un intermediario fra me e Dio. Quindi Gesù non ha detto fatevi preti e andate, Gesù disse andate per il mondo a portare la mia parola. Quindi Gesù non ha mai detto costruite delle chiese e mettetevi dentro e fate venire la gente. Quindi diciamo ragazzi che le cose sulla Chiesa sono tantissime da poter dire. Quindi qua ci vorrebbero 4-5 giorni, 24 ore su 24 per parlare di tutti i peccati che sono stati fatti. Quindi purtroppo la colpa non è di Dio, non è di Gesù, la colpa non è neanche della Chiesa, è di chi purtroppo governa la Chiesa. Quindi non diamo la colpa alla Chiesa. Purtroppo è l'uomo che fa la Chiesa. Quindi Papa, allora Costantino ha cambiato le regole, Papa, quell'altro Papa ha cambiato le regole, un altro Papa ha fatto un casino, un altro Papa ha fatto le famose inquisizioni sulle streghe, milioni di streghe uccise, un altro ha fatto le crociate, quindi ragazzi nel corso dei secoli i peccati della Chiesa sono tantissimi, quindi dove vogliamo andare? Quindi si potrebbe parlare all'infinito ragazzi, però purtroppo non si può, quindi purtroppo, ripeto, ci sono delle persone che sono convintissime che la Chiesa, quello che ha detto è pura verità. Purtroppo lì, come dico io, quando si tratta di essere fanatici, non li cambierai mai di quello che pensano, quindi lì è come un tipo, come dico io, un cavallo con i paraocchi e non vogliono vedere altrove. Cioè io dico apri la mente, apri un po' il cervello, ma non per offendere, apri un po' e vedi un po' com'è la situazione. Quindi se tu oggi mi vieni a dire Giuseppe la luna sta a destra, io devo vedere con i miei occhi se sta a destra, non posso solo perché me l'hai detto tu dire vabbè mi ha detto sta a destra, no, io devo vedere con i miei occhi, devo capire. Quindi diciamo che in effetti quello che io faccio su YouTube, a parte le notizie reali, che ripeto ragazzi, a me sono tutte vere, quindi
il fatto dei terremoti, il fatto di tutte queste cose, tutte, non ho mai fatto una fake news. Poi quando parliamo di Apopis e altre cose così, aliene e cose, allora lì ragazzi, lì non posso dire è vero, lo dico anche nei video, lì ci sta la certezza, l'incertezza, quindi non posso dire se è vero. Ad esempio se ci sta un video di un UFO oppure di un fantasma, raga, posso pure pensare che l'hanno fatto, è stato fatto diciamo a computer, però non posso dire è vero. Quindi possiamo dire questa cosa è un po' strana, forse è così, forse è così, come il fatto dei due soli che stavano, ultimamente ho fatto un video che stavano due soli. Io ho detto guarda, secondo me ho detto non stanno due soli, ma erano due dischi volanti, quindi due navi madri molto grandi che stavano vicino al Sole. Invece qualcuno aveva detto no, sono due pianeti, ma i pianeti non si muovono, perché in effetti dopo 2 ore non stavano più là sti pianeti, quindi non erano pianeti. Quindi io al finale quei pochi video che faccio non mi metto a dire bugie, anche perché a che mi serve dire una bugia oppure faccio un video adesso terremoto in California di magnitudo 8, ma a che mi serve? Poi ultimamente vi ricordate, io ho fatto un video che un bel giorno, come ma tutti lo credo che lo sappiano, sono stati tutti chiusi gli osservatori solari. Un bel giorno tutto l'FBI e tutto hanno chiuso gli osservatori solari. Non si è capito il perché, però sono stati chiusi 7 osservatori in tutto il mondo dai servizi segreti FBI. Hanno cacciato a tutti quanti fuori e hanno chiuso gli osservatori. Poi dopo 3-4 giorni li hanno riaperti. Allora io ho pensato giustamente, non perché uno vuole fare il complottista, ragazzi, ho detto chissà cosa stava passando in quel momento davanti al sole e hanno chiuso tutto. Quindi io non è che penso a male, ma purtroppo se voi agite così, che devo pensare che avete fatto una cosa bene? Devo pensare che qualcosa di nascosto c'era, quindi avete cacciato fuori scienziati, ricercatori, cioè per quale motivo? Quindi allora, Lupus, come ho detto io stamattina, quindi a partire da domani sera e domenica, weekend da paura, quindi riconfermato quello, però domani comunque farò un ulteriore aggiornamento per vedere se la situazione non è cambiata. Sì, reset, eppure quello è il problema, perciò dico, quindi se io stasera a me non mi va di pregare Dio, no, a Gesù, io non lo faccio perché se lo faccio contro voglia, Dio lo sa che l'ho fatto giusto per farlo contento, capisce? Non mi piace a me. Cioè a me la preghiera deve venire dal cuore, cioè non è che io faccio come i cattolici per me, dico anche io sono cattolico, per me i cattolici fanatici sono questi qua, tutte le sere vanno a messa, è come una prassi che fanno loro, è come se tutte le mattine vai a scuola, è la stessa cosa, vanno lì, si siedono, fanno la preghiera e quindi, ma non lo so, Lupus, e quel giorno lì è stato un casino, tutti quanti chiusi, va a capire che è passato. Quindi diciamo è diventato una prassi, quindi tutte le sere alle 6 qui a Matieno si vanno tutte le vecchiette, le signore vanno a messa e ritornano a casa. Poi in mezzo a questo gruppo di persone, ciao Rosani, ci stanno tanto peccatrici, come dico io, no? Che dico che non dovrebbero neanche mettere piede nella chiesa, però giustamente Dio accoglie tutti, come diciamo noi, no? Quindi diciamo che dove sta la verità? Quindi lo fanno per un'abitudine, diciamo così, che è meglio forse. Io invece no, io prego quando io veramente ho il bisogno di Dio. Quello con canotte, lupus, quindi ci vuole la barca, il canotto non va bene, tu e avvocatello. Quindi è questo il discorso fra me, diciamo, e le altre persone, cioè una visuale più ampia, diciamo, cerco di essere più aperto con la mente, quindi io non dico che quello che dico io sia vero, può darsi pure che quello che sto sbagliando sia io, Mattiamo questo qua, non ho detto, io ho detto pure io, può darsi che quello che sto dicendo è tutto sbagliato, quindi io non mi tolgo da mezzo, quindi può darsi che avete ragione voi, ma può darsi che ho ragione io. Sì, e chi se lo fa mettere? Mi devono solo uccidere, Jasmine, perché io il chip non lo metterò né mo né mai, quindi mi possono pure ammazzare, non me ne importa proprio, ma io un impianto nella mano me le taglio tutte e due le mani.
Quindi voglio morire di fame, voglio stare nella foresta, tutto, ma non farò mai diciamo, l'inserimento di un chip artificiale nella mano. Spero di morire prima che succeda questo. Anche perché già in Svezia lo stanno già facendo da tempo, quindi già in Svezia pure per pagare la spesa, diciamo nei supermercati passano con la mano sulla cassa e pagano, quindi pensate un po' questi come stanno da fuori col cervello. Ma io voglio morire piuttosto, me ne vado nella giungla a mangiare, faccio tipo l'eremita vado a fare, ma i chip mai. Non ci pensa proprio. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata. Abbiamo parlato ben 55 minuti. Vabbè, che a me le dirette mie sono imprevedibili, quindi non si sa mai quando iniziano e quando finiscono. Ma è meglio così. Sì, sì, in effetti quelli ci comanderanno a distanza, quello è come un telecomando, però sinceramente Jasmine mi devono ammazzare per mettermelo, solo così. E neanche ci riusciranno, quindi non me ne importa proprio. Sì, sì, me lo racconta la giungla. Sì, ma guarda, voglio tornare ai tempi antichi, a crescere le galline, i maiali, basta pure una casetta di legno, senza energia, senza cellulare, senza internet, senza nulla, ma il chip non lo metterò né mo né mai, poco ma sicuro. Perché loro hanno detto che chi non avrà il chip non potrà comprare nulla, quindi in effetti questo è quello che vogliono fare. Chiunque non avrà questo chip non potrà né vendere né comprare. Io me ne vado nella giungla e ritorno all'età della pietra, non me ne importa proprio. Prima che capita tutto questo mi faccio una buona scorta di alimentazione e di medicinali e poi me ne scappo nella giungla. E lì ci rimango. Vabbè ragazzi, vi saluto. Compro i semi dei fagioli, sa di tutto del mais, coltivo tutto io e buonanotte. Quindi non mi servirò più, diciamo, di andare a comprare qualche cosa in un negozio dove ci sarà bisogno di inserire il chip della mano. Quindi è meglio così. Ciao ragazzi, un saluto a tutti, ci sentiamo più tardi, sempre qualche argomento. Sì, sì, in effetti dopo ci sentiamo ragazzi. Tanto sono le 7:30, 19:30, anzi, quindi ci sentiamo dopo, ragazzi, dai.